Buonasera, inizia oggi la trasmissione Shooting, una trasmissione che si occuperà di informazione ma anche del mondo dello spettacolo e di tutte quelle bellezze e ricchezze che ha la nostra provincia e il nostro territorio. Una terra straordinaria di cui vogliamo certamente portare a conoscenza del nostro pubblico anche con un'informazione approfondita. Oggi iniziamo dal meglio che esiste nel nostro territorio con la Valle dei Templi e con il Polo Museale Agrigentino, che da alcuni giorni è stato affidato ad interim al direttore Giuseppe Parello. Direttore, è un piacere oggi essere qui con noi. Immagino questo impegno per lei sarà abbastanza gravoso, visto che lei già badava a una bella gatta da pelare come il parco archeologico. Come si aspettava questo incarico? No, oggettivamente no. Però mi è stato richiesto dal dirigente generale, ho accettato di buon grado, anche perché è coerente con quella che è stata la mia attività negli ultimi anni e in funzione di una potenziale rimodulazione che ci dovrà essere entro l'anno, si è prefigurata anche l'ipotesi di un accorpamento delle due strutture. Per cui cominciare a stabilire delle linee di indirizzo comune, naturalmente a partire dalle attività e dai programmi che erano già stati avviati da chi mi ha preceduto, è sicuramente un'occasione interessante per lo sviluppo della cultura, della conservazione e della valorizzazione del nostro territorio. Certamente è un'operazione difficile quello di coordinare questo mondo culturale così però che, scusate il gioco di parole, che il mondo ci invidia. C'è un museo dall'importanza straordinaria come questo, il Petrogriffo. Alle nostre spalle abbiamo uno degli oggetti più importanti, si parla del cratere gelese. Sì, un cratere, abbiamo voluto localizzare, scegliere tra virgolette come set questa sala proprio per fare conoscere il patrimonio che questo museo contiene e che non tutti conoscono. Quindi questo è uno, come diceva lei, degli esemplari più importanti, non solo di questo museo, ma della produzione ceramica greca di periodo classico di provenienza attica, quindi un esemplare di grande interesse che è stato rinvenuto a Gela e poi è stato musealizzato qua, a partire dalla fondazione del museo oggi Griffo, il Museo Archeologico Agrigentino, ed è stato ambientato in una sala che rimanda anche a Gela. Gela è stata la città da cui sono partiti i coloni insieme ai Cretesi e ai Rodi che hanno fondato Akragas, e quindi c'è anche questo rimando tra virgolette filiale tra le due colonie greche, e esplicitamente anche un invito a visitare il museo di Gela, che anch'esso è un museo molto importante e che viene documentato attraverso questi pannelli che vedete attorno al cratere, che illustrano gli oggetti più preziosi del museo di Gela, appunto. Il vaso si attribuisce al pittore di Nibeide, quindi riferito non esplicitamente a una figura riconosciuta, ma attribuito per assonanza stilistica con altre opere allo stesso ceramografo attribuite in una maniera analogica. È un pittore di primissimo livello che nel caso
del nostro cratere racconta due miti molto importanti, diciamo, nella cultura greca, che sono uno nel collo del cratere una centauromachia, e invece la figura principale si riferisce a un episodio che ha anche, diciamo, un risvolto molto bello anche sul piano del racconto e della lirica. È l'uccisione di Pentesilea da parte di Achille in una amazzonomachia. Quindi Achille, nel momento in cui uccide il comandante delle Amazzoni, si innamora, ed è un tema, diciamo, classico, molto, molto bello, molto poetico, ripreso poi anche nella letteratura italiana da Torquato Tasso. Quindi è un bell'oggetto in sé come opera d'arte, ma anche molto evocativo. Quindi naturalmente il mio vuole essere anche un invito a visitare il museo e soffermarsi a guardare, a studiare, a farsi emozionare da questo vasto. A proposito di visitare il museo, la sua direzione è stata caratterizzata anche da una serie di convenzioni con università, con scuole, con iniziative che hanno voluto veramente creare il mondo dello studio e dell'istruzione, quindi coinvolgendo le scuole, studenti, dai più piccoli ai più grandi. Ecco, quali sono le novità che il Parco Archeologico sta proponendo in quest'ambito? Ovviamente, diciamo, anche il museo ne ha fatte. Io praticamente ho seguito più da vicino quelle condotte dal parco, e sono state stipulate convenzioni con tantissime istituzioni universitarie, diciamo, dagli Stati Uniti alla Germania all'Italia, diciamo, con varie istituzioni. In questo momento, per esempio, abbiamo in corso una field school organizzata con l'Università di Bologna, che ha coinvolto degli studenti che hanno voluto approfondire il proprio bagaglio di conoscenze, il proprio curriculum professionale, sperimentando anche tecniche innovative di ricerca e di conservazione, in questo caso specificamente di apparati decorativi di periodo romano ed ellenistico romano, come nel caso di Agrigento. Devo dire che c'è stata grande adesione, molti partecipanti di ottimo livello, perché si tratta di neolaureati o di specializzandi o addirittura di ragazzi che hanno già dei master al loro attivo. E le novità che verranno illustrate in un'apposita conferenza stampa che si terrà domani pomeriggio riguardano queste nuove modalità di conservazione e tutela degli esempi più a rischio, che sono, diciamo, conservati con grande difficoltà e che hanno bisogno di una particolare attenzione, di una particolare cura, e quindi abbiamo messo in atto, diciamo, delle forme di conservazione e di divulgazione di conoscenza di questo patrimonio, garantendo l'assoluta tutela del patrimonio. E in più sta venendo fuori anche una ricca messe di reperti, di frammenti anche di dimensioni consistenti, di pitture parietali, che aprono un nuovo capitolo di ricerca, perché diciamo, la pittura parietale agrigentina era, diciamo, piuttosto frammentaria, sia come sfera di ricerca, sia anche come ritrovamenti e documentazione. Naturalmente i frammenti principali più iconograficamente più significativi sono conservati al museo e possono essere naturalmente visitati, però ne stanno venendo fuori di nuovi e di molto interessanti. Quindi il prossimo passo sarà quello di sviluppare un'azione progettuale tesa
alla ricerca sul campo anche di questi nuovi materiali e allo studio comparativo con gli esempi più importanti, diciamo, da questo punto di vista, a partire naturalmente da Pompei. Ho capito. Direttore, a proposito di ricerca e a proposito di scoperte, bisogna innanzitutto complimentarsi un po' con il mondo della ricerca per aver scoperto finalmente il teatro ellenistico romano, che per onor di cronaca non è il teatro dell'antica Gragassi, ma è il teatro della città ricostruita in periodo appunto ellenistico romano, quindi qualche secolo dopo. Ecco, questa è stata una scoperta, forse una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi decenni. Quando potremo avere questo teatro, questa opera così importante anche per il rilancio turistico del territorio? Quando sono previsti i nuovi scavi? Allora, noi siamo stati inseriti, anzi un nostro progetto per proseguire gli scavi per un importo di 2 milioni di euro è inserito all'interno del programma cosiddetto Patto per il Sud. Quindi stiamo aspettando materialmente la decretazione e quindi la possibilità di avere la disponibilità per accedere, diciamo, alle fasi di affidamento dei lavori. Immagino che i tempi saranno relativamente brevi, quindi penso che entro l'anno riusciremo ad ottenere questo finanziamento e poter così proseguire. Evidentemente uno scavo archeologico non ha una predittività assoluta, cioè quindi noi immaginiamo che possiamo tirare fuori gran parte di quella che era la struttura complessiva del teatro, ma le sorprese archeologiche sono sempre, come dire, dietro la porta, quindi non sapremo mai cosa può succedere e che cosa riusciremo a fare, diciamo, con questo finanziamento. L'aspettativa è che comunque riusciremo a tirare fuori gran parte della struttura che abbiamo già individuato e come dire, anche da un punto di vista, diciamo, dei dettagli, essendo stati scoperti nell'ultima fase dei nostri scavi i gradoni nella parte superiore della cavea, quindi la nostra aspettativa è che scendendo ancora con lo scavo si possano trovare i gradini non in una fase disconnessa come sono quelli che abbiamo trovato finora, ma in situ, e quindi avere perfettamente, diciamo, l'idea della struttura, che è oggi ricostruibile solo graficamente, naturalmente. Direttore, per come sono andate le cose in Sicilia, il parco archeologico è sembrata quasi una scialuppa di salvataggio del Titanic. Mentre tutto affondava, il parco archeologico galleggiava e salvava anche un po' di risorse economiche per la regione. I dati parlano ancora una volta di un aumento, mi pare che siamo al terzo aumento complessivo. No, anche di più, diciamo siamo in crescita dal 2012 progressivamente. Progressivamente dal 2012 il parco è aumentato. Da quando eravate partiti? Da quante persone eravate partiti? Nel 2012 550.000. A quanti siete arrivati? L'anno scorso a 870.000, quest'anno siamo già a 900.000, quindi c'è una crescita, l'anno scorso è stata del 24%, quest'anno è del 12%. E fra l'altro negli anni passati altri siti culturali erano col bilancio in rosso e voi avete avuto un ottimo bilancio, avete avuto sempre il segno più, tant'è che poi c'è stato lo scontro tra l'amministrazione comunale e anche la regione perché, se non erro, questi fondi sono stati poi centralizzati dalla regione senza più dare un contributo alle casse del comune e adesso viene gestito tutto dal parco. Sì, è stata riformulata la norma che prevedeva che il 30% dello sbigliettamento andasse ai comuni.
Questo ovviamente diciamo, in qualche caso ha creato qualche problema diciamo, nelle fasi gestionali, non nel caso di Agrigento, ma comunque di fatto l'attenzione del Parco della Valle dei Templi nei confronti della città si mantiene di pari livello rispetto agli anni precedenti, perché fondamentalmente noi insieme al Comune organizziamo tante iniziative, in primis il Mandorlo in Fiore, che da 2 anni organizziamo direttamente noi con come dire, un ulteriore impegno. Prima ci si limitava diciamo, a fornire le risorse al Comune, adesso c'è un impegno diretto da parte del Parco anche nella fase organizzativa, il che è stato da un certo punto di vista interessante perché ha condotto diciamo, il Parco a rimodulare da un certo punto di vista l'asset puntando decisamente sulla valorizzazione del patrimonio immateriale, quindi di fatto in un processo che fa sì che la Valle dei Templi, che è un patrimonio materiale dell'UNESCO, stia diventando sempre più il luogo in cui le comunità che rappresentano i propri patrimoni riconosciuti possono trovare ospitalità, momento di confronto, momento di dialogo all'interno della Valle dei Templi e della città di Agrigento nella sua interezza. Direttore, il parco anche in questi anni è riuscito ad connettersi con altre realtà territoriali. La più clamorosa è il Giardino delle Colimpetra con la collaborazione col FAI. Ma abbiamo anche visto come avete collaborato anche nel settore commerciale col prodotto di Odoros e altre iniziative oltre quelle di cui abbiamo già parlato con le scuole. Diciamo che il parco si sta, tra virgolette, esternalizzando e in questo ambito come pensate di procedere? Allora, intanto la premessa è che questo è uno dei nostri obiettivi strategici, il cui motto è la Valle dei Templi, un parco da vivere, e quindi l'idea è quella di rendere questo luogo accogliente, partecipato, a servizio della comunità da tanti punti di vista. Quindi per esempio per quanto riguarda la ricerca archeologica, attraverso il progetto di archeologia pubblica. Quindi noi coinvolgiamo la comunità, gli studenti di ogni ordine e grado, le persone, i visitatori, insomma chiunque voglia nelle nostre attività, a partire addirittura dalla ricerca, cioè noi abbiamo realizzato un GIS, quindi un sistema diciamo, di catalogazione georeferenziata che successivamente abbiamo inserito nel web, quindi chi vuole può collegarsi al nostro web GIS e avere le informazioni necessarie diciamo, sulla Valle dei Templi, sulle ricerche che sono in corso, su quelle che sono le nostre direttive di ricerca, in una dimensione di open data, cioè quindi anche di interfaccia, cambiando radicalmente diciamo, quello che storicamente era il modo di affrontare la ricerca nei siti archeologici. Oltre a questo, poi naturalmente noi diamo periodicamente conto delle nostre scoperte attraverso varie modalità, dalle conferenze alle pubblicazioni, ma utilizzando anche modelli più contemporanei come i social, quindi facciamo anche delle dirette Facebook per raccontare diciamo, i momenti salienti delle varie ricerche. Altre iniziative
riguardano invece il patrimonio paesaggistico della Valle dei Templi. E anche là abbiamo messo in campo un progetto che si chiama Agrigentium, che tra l'altro ci ha consentito di vincere nel passato biennio il premio nazionale del paesaggio e di ottenere una menzione speciale da parte del Consiglio d'Europa proprio per questo modello di gestione che fa sì che la tutela e la valorizzazione del paesaggio e anche il restauro del paesaggio della Valle dei Templi si attui con il contributo attivo dei privati. Quindi, per esempio, affidando dei terreni a soggetti esterni all'amministrazione che hanno la possibilità di curare quel luogo e quindi da questo punto di vista aiutandoci all'attività di restauro e di riqualificazione del paesaggio agrario tipico della Valle dei Templi, ma hanno anche la possibilità di averne un ritorno di tipo promozionale ma anche di tipo economico, che vale sia per i privati naturalmente sia anche per il parco. Sì, quindi diciamo i prodotti a marchio Diodoros che vanno sempre più acquisendo qualità e sempre più differenziandosi. Quindi siamo partiti con l'olio e il vino e adesso abbiamo dall'anno scorso cominciato a produrre il miele, le mandorle. Si vende sul mercato, come va questo prodotto? Sta andando, diciamo. Ovviamente è sempre un prodotto di nicchia. Per esempio l'olio viene venduto anche nei circuiti Italy, che hanno diciamo, anche un elemento di riconoscimento della qualità intrinseca, diciamo, al di là della storia. Stessa cosa per quanto riguarda il vino, che 2 anni fa ha conseguito una medaglia d'oro al concorso internazionale di Bruxelles, in cui naturalmente le analisi si fanno senza certo, si fanno diciamo senza bottiglia, quindi chiaramente il prodotto in sé è di qualità a prescindere dalla storia che naturalmente racconta. È diciamo, un processo in crescita che vede molto interesse sia a livello locale ma naturalmente anche a livello internazionale. È stato individuato diciamo, come un modello interessante di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Direttore, noi agrigentini la conosciamo bene, la vediamo spesso in televisione, vediamo tutte le iniziative che il Parco Archeologico fa. I dati che lei ha dato poco fa sono sconvolgenti per certi versi. Lei ha detto che dal 2012 ad oggi le presenze del Parco Archeologico sono aumentate di 400.000 unità circa. Cioè significa che siamo quasi all'aumento dell'80% in pochi anni. Un risultato, ripeto, che ricorda un po' il Titanic con la scialuppa che si salva. Lei adesso ha un assessore tecnico, abbiamo il professore Tusa che è stato soprintendente e quindi collega suo della soprintendenza del mare, ora è assessore regionale ai beni culturali. Avete un legame, avere un tecnico alla guida di un assessorato così importante rende le cose più facili? Assolutamente sì, perché ci capiamo immediatamente, lui conosce benissimo quali sono i problemi, ha delle belle idee da sviluppare che ci fa naturalmente piacere condividere e in qualche modo collaborarlo a questa nuova visione del patrimonio culturale siciliano. Io comunque devo dire che ho anche la fortuna di avere una bella squadra con cui collaboro, per cui diciamo tutto quello che siamo riusciti, Bernardo, l'architetto Sciarratta, certo, il dottore Infantino, sempre puntuale e preciso, ma anche il dottore Liotta, che ha curato il progetto di Diodoros. Certo, anche se in pensione adesso ha lasciato questa bella eredità, ma naturalmente le archeologhe, la dottoressa Camilleggi, la dottoressa Rizzo, la dottoressa Parello,
però diciamo fare un elenco poi significa sempre sì, dimenticare, certo, magari poi ci si dimentica di qualcuno e cioè, quindi per non è cui il caso. diciamo è Però esteso a tutti, ma è esteso anche, come dire, anche ai nuovi collaboratori del museo, della Casa Pirandello, delle altre strutture museali della provincia che fanno parte del polo museale. No, devo dire che ci sono persone competenti ma soprattutto appassionate e motivate e questa è la forza, diciamo, del settore dei beni culturali non solo ad Agrigento ma in tutta la Sicilia. A questo naturalmente va aggiunta la collaborazione con nuovi soggetti, diciamo, sia pubblici che privati, dal Comune a Coop Culture che gestisce i servizi aggiuntivi, al FAI, a Ferrovie dello Stato, cioè alle istituzioni universitarie con le quali collaboriamo. Insomma, è un lavoro di squadra, è un lavoro complesso che dà risultati, ma dietro c'è grande lavoro e grande passione. Parlavamo poco fa di comune e quindi parlando di comune non si può parlare del sindaco Firetto. Il sindaco Firetto è una persona molto interessata alla cultura, abbiamo sempre saputo, anche a Porto Empedocle prima, adesso ad Agrigento. Ecco, interloquire con una personalità anche forte certe volte, Lillo Firetto a volte quando capita non si tira il pugno dal sbatterlo sul tavolo. Ecco, come sono i rapporti fra il comune e il parco archeologico? Ottimi, naturalmente, grande collaborazione, grande apertura. Il sindaco partecipa regolarmente alle sedute del Consiglio del Parco, ha un'idea diciamo, di condivisione, di iniziative, di aggiunta di valore al territorio agrigentino, che ovviamente corrisponde a quelle che sono le nostre idee, ma che sono anche i nostri obiettivi istituzionali, quindi assolutamente positivo e con diciamo, dei progetti in corso di elaborazione che andranno a vedere la luce da qua a poco. Ottimo, bene a saperlo che almeno i rapporti vanno bene fra il parco e il comune. E a proposito di visite e di successi, penso che fra le soddisfazioni che maggiormente lei avrà avuto non potrà dimenticare quella della visita del Presidente della Repubblica al parco. Cosa ne pensava il Presidente? Cosa le ha detto di questo patrimonio e di come viene gestito? No, intanto diciamo è bene precisare che il Presidente è venuto in occasione del 150esimo di Luigi Pirandello, quindi chiaramente ha voluto visitare la Valle dei Templi, abbiamo avuto la possibilità di presentare per l'occasione un evento e in più naturalmente ha voluto conoscere le attività del parco, tra le altre anche gli scavi che il parco stava eseguendo in quel periodo, in particolare del teatro scoperto da poco. Quindi grandissima attenzione giudizi lusinghieri naturalmente sia sul parco che anche sulle attività che vi si svolgono. Per noi è anche una grande emozione, insomma, ricevere il Capo dello Stato, che era molto, ripeto, molto attento a sentirci e a darci le sue impressioni. Bisogna dire anche che il parco, oltre alla visita del Presidente della Repubblica, ha avuto qualche visita che ha fatto sì che l'immagine, che il patrimonio sia stato visto da una gran parte di italiani grazie a trasmissioni di Alberto Angela. Mi pare che questo sia stato veramente un grandissimo successo per il territorio, un territorio che purtroppo a livello di cronaca non ci fa mancare le brutte notizie dovute alla crisi economica, dovute alla criminalità, dovuta certamente a un momento non molto positivo
anche dal punto di vista idrogeologico, a volte si ci mette pure la natura, con le alluvioni, tutti i problemi, però alla fine esce un prodotto, La Valle dei Templi, con Alberto Angela, che fa restare veramente meravigliati gran parte di quei milioni e milioni di persone che hanno visto quella trasmissione, fra l'altro bellissima. Ecco, voi pensate di continuare con progetti del genere con la RAI, con RAI Educational, con RAI Storia? Ecco, qual è la situazione anche su questo fronte? No, guardi, è cambiato l'atteggiamento e questo penso che sia un traguardo importante non solo per il parco ma per l'intera comunità agrigentina. Cioè, una volta, fino a qualche anno fa, non sono situazioni diciamo, molto remote che si raccontano, i giornalisti venivano per raccontare Agrigento, l'abusivismo, sì, i disastri o i presunti tali. Da qualche anno in poi vengono per raccontare la bellezza del nostro territorio, il modo di amministrare questo patrimonio. La storia di Agrigento e la centralità di questo luogo nel parterre diciamo, della cultura sia classica che nei periodi successivi che ha connotato Agrigento nell'ambito del Mediterraneo e quindi di questo credo si debba prendere positivamente atto. Non si parla più di Agrigento come la capitale, in qualche modo come emblema dell'abusivismo, ma come capitale, come luogo di bellezza, di suggestione, ma anche di accoglienza, perché no? Quindi un'isola felice in un territorio che continua a sperare. A proposito di isola felice e territorio che continua a sperare, ecco, per quanto riguarda il mondo del turismo, con quindi il consorzio turistico, col distretto turistico, voi avete delle relazioni e su questo state anche lavorando. C'è la strada degli scrittori per esempio di Felice Cavallaro che ha lavorato in questi ultimi anni anche con il distretto turistico appunto. Voi questi rapporti pensate che anche nel mondo dei tour operator, nelle fiere internazionali, comunque la Valle dei Templi è presente con un vostro stand, con una vostra programmazione, oppure direttamente viene trattata dal distretto turistico? No, dipende dalle varie situazioni, diciamo in genere alle borse, alle fiere turistiche la Regione partecipa attraverso l'assessorato al turismo in cui noi in una forma o nell'altra naturalmente siamo presenti perché la Valle dei Templi naturalmente è uno dei must della Sicilia, per cui non si può assolutamente prescindere. Questo naturalmente è pressoché acclarato. Poi ci sono diciamo, varie formule di partecipazione magari a fiere o a eventi particolarmente tarati o particolarmente dedicati. Dei workshop internazionali naturalmente, cui partecipiamo necessariamente diciamo, in prima persona o altre iniziative in cui magari veniamo chiamati a raccontare la Valle dei Templi, la storia, l'evoluzione. A proposito di storia, sì. Bellissima queste ricostruzioni che da 2 anni vengono fatte. Avete fatto il trionfo di Essaneto, la ricostruzione storica con i figuranti del trionfo di Essaneto. Lo scorso anno mi pare la caduta della città di Acracas. Devo dire che per tanti anni nessuno ci aveva mai pensato. Ci sarà una terza edizione di questa iniziativa? Sicuramente sì, naturalmente i temi in questo momento non sono stati ancora definiti, abbiamo delle idee che stiamo cercando di focalizzare, però la formula positiva, cioè che consente di legare da un lato la ricostruzione scientifica del mondo classico
facendo vedere materialmente attraverso dei laboratori specialistici la cucina di periodo greco, l'artigianato, la realizzazione delle armi o dei tessuti o dei tappeti, seguendo scientificamente le modalità che effettivamente venivano praticate per la realizzazione storica di questi oggetti. Dall'altro anche un evento che ha in sé una chiave spettacolare e che è un modo anche nuovo di raccontare la storia, cioè quindi la storia non solo da leggere sui libri, ma materialmente da vedere, interpretata attraverso dei personaggi. Tra l'altro io mi sono anche occupato negli anni di questa storia, perché comunque anche il parco è stato veramente vissuta tutta la storia di questi 2500 anni, anche del territorio attorno al parco sono passati proprio dalla Valle dei Templi. Abbiamo visto come ci sia anche un patrimonio storico legato alla Seconda Guerra Mondiale, con i bunker di Porta Aurea, con l'osservatorio di con il comando di divisione di Rupatenea. Anche lì un ipogeo, e un ipogeo c'è anche a Giardino della Colimpetra, quindi si sta anche lavorando nel settore speleologo, una serie di attrattive, di iniziative nuove che riescono effettivamente a far felici i nostri visitatori e i nostri turisti. Direttore, all'interno di tutta questa discussione che abbiamo parlato, interessantissima secondo me anche per i telespettatori, direttore, quali sono, ecco, un sogno, ci dica un sogno per concludere questa trasmissione che lei vuole realizzare nel breve medio termine? No, guardi, io penso che il sogno sia quello di consolidare tutte le esperienze che stiamo facendo, che hanno poi fondamentalmente un unico indirizzo, che è quello di restituire in qualche modo il patrimonio culturale come elemento identitario della comunità e quindi riuscire a completare queste attività di compartecipazione con la città, con il pubblico, con i visitatori, perché sentano la Valle dei Templi, il nostro patrimonio in generale, come un po' come loro proprietà, tra virgolette, cioè come loro proprietà morale da tutelare, difendere e trasmettere ai propri figli. Penso che non sia molto difficile che questo avvenga, perché con la crescita del turismo, anche di moltissimi B&B, di moltissime strutture ricettive, e poi anche con quello che sta succedendo nella capitale della Sicilia, Palermo, dove via Macheda, via Vittorio Emanuele sono stracambiate con l'isola pedonale, con una serie di attività anche ricettive, cioè dove effettivamente la Sicilia si sta trasformando poco poco, malgrado tutte le pecche, tutte le difficoltà, anche col nemico numero uno che è stato in questo anno la nuova raccolta differenziata, che certamente qualche disagio l'ha creata in tutta l'isola e dalle parti nostre anche più che qualche difficoltà, però bisogna riconoscere che la Sicilia si sta muovendo verso questo approccio turistico e quindi necessariamente culturale. Direttore, la ringraziamo per essere stato qui con noi, per averci informato su tutte queste novità che riguardano il parco archeologico e anche il polo museale di Agrigento, e speriamo di rivederla presto. Grazie a voi per questa opportunità e in bocca al lupo per questa nuova avventura, per questa nuova trasmissione. La ringrazio e speriamo che i nostri telespettatori ci seguano e che abbiano gradito questa trasmissione, e speriamo di rivederci presto con delle nuove notizie. Grazie.